Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Ha iniziato a scrivere fiabe con protagonista Formiche Giganti per la sua maestra a 6 anni. Ciro Gazzola, da un paese vicino a Bassano del Grappa, a quasi 20 anni può ritenersi uno scrittore navigato. Per ora solo di racconti, come l'ultimo dal titolo Con lo stupore negli occhi, vincitore del concorso veneziano Campiello Giovane di quest'anno, ma si è affacciato anche in un percorso più complesso come romanzo. Gazzola è stato invitato sabato 27 novembre a un incontro organizzato da Montagnana Film Forum in collaborazione con la Proloco, nella mini rassegna Campiello il giorno dopo, che si è svolto nell'auditorium dell'ex chiesa di San Benedetto di fronte ad una platea interessata e stimolata di studenti degli istituti superiori dell'Educandato San Benedetto. Con lui c'erano Sante Pirondini, presidente dell'associazione ANCCI Montagnana Film Forum, Luca Fiorin, componente della commissione del concorso Campiello Giovani, e Domiziana Francescon, finalista del Campiello Giovani del 2009. Alla presentazione era presente anche l'assessore ai servizi sociali Federica Morello, in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Dopo l'introduzione di Fiorin sui passaggi tecnici del concorso, Ciro Gazzola è stato tempestato di domande che provenivano dai giovani studenti. Domande che hanno toccato un po' tutti gli aspetti del racconto, da quelli più tecnici a quelli psicologici. Direi che mi ha dato soprattutto una consapevolezza dei miei mezzi, il coraggio di provarci sul serio, di provare a vedere se si può andare avanti. Quando scrivo sento che i personaggi in qualche modo mi parlano dentro, sono loro che mi narrano la loro storia. La scrittura per me è emozione, credo che la passione e l'emozione siano alla base della forma artistica. È stato veramente splendido perché appunto, nel senso, vederti riconosciuta a un premio del genere comunque ti dà un sacco di fiducia sulle tue capacità, sul fatto di piacere alle persone e insomma comunque riesci a darti una spinta per andare avanti se è quello che vuoi fare alla fine, no? Insomma, una bella e costruttiva giornata dedicata allo scrittore veneto. Un segno che anche agli studenti può essere proposto un incontro che si ritiene impegnativo ma che si è rivelato molto partecipato, tanto che gli organizzatori hanno voluto concludere con l'ultima domanda.